Ring ring. Ring ring. C'è nessuno in casa? Fibra. Fibra. Ring ring. Ring ring. Dai, son vacca, il morto. Rispondi. Io in 11 minuti ho capito che sei ridicolo, che sei scemo e sei una groupie di Lucifero. Sei un artista di merda, figurarsi come uomo. Stai da 10 anni a Milano e non hai ancora visto il Duomo. Vergogna, tu sei il capo di nessuno, non sei un boss, non sei un big. Ritarducci, sei la controfigura di Peppa Pig. Ora levati dal cazzo e non parlarmi più di rime. Tranne te, 23, 33, pepepe. Tranne te, pepepe, poi 2033. Non fai rap, ritardato, sai solo le tabelline. Jake La Furia, Next Cassell, più di mezza scena rap. Props a me, coglione, a te soltanto è mammarrone. Mi fai props alla tua famiglia, tutti sanno che sei scarso. Non sto nel CD di Gue, tu non sei in quello di Narcos. Ti ricordi quando in tour Davide lo scarso Adele, Davide il confuso a Danti e Davide il fallito a Gue? Ogni anno la sindrome di fibra colpisce decine di minorenni. I sintomi sono gli stessi su tutti i contagiati. Problemi all'ego, assenza totale di vita sociale, convinzione di essere un massone, bugiardi cronici, necessità di avere una manager per difesa personale. Aiutaci anche tu a combattere questa triste piaga della società, partecipando alla giornata nazionale per la lotta contro la sindrome di Fabri Fibra. Ti sei trasformato in zombie, mister pastiglietta blu, che senza Viagra non trombi, vedi tradimento tour. Tu non parlare di strada o te lo sei dimenticato che hai paura e mandi Paolo sabato al supermercato. Vivi la tua vita, impara e non passi più neanche in radio. Sono 7 anni che Lara aspetta di uscire dall'armadio. Il tuo telefono non prende, cambi numero ogni giorno. Fibra un nome originale per descrivere uno stronzo. Non ho mai perso una guerra, sono nato soldato e con niente di personale l'autogol hai segnato. 11 minuti e passa e non capisco cosa dici. Mi volevi fare un dissing e floppato, missing. Tu parli di stronzate tipo fisco ed evasione, perché non accetti il fatto che ho una figlia coglione. Quando stavi in Inghilterra con i soldi di tua madre hai dato il culo al coinquilino per pippare e non pagare. Tu dai del tossico a me, hai 40 anni e ti fai diero per i debiti di droga. Scrivi il disco di Moreno, il numero non me lo dai, ma il tuo lui manda una mail che se dico i cazzi tuoi va in questura a querelare. Hai 4 cessi in casa, Fabri non mi stupisco. Se mai inviti qualcuno a casa ad ascoltare il disco. Hai la palestra in casa, lo studio, la disco, per questo in giro per Milano non ti hanno mai visto. Ok, allora, secondo le tue regole nei dissing, in questo momento dovrei prenderti per il culo imitando la tua voce, ma mi sembra di veder mia figlia quando prende per il culo i suoi compagni di classe all'asilo. Dimmi di San Benedetto, un buco da 23.000, tour annullato. Parla di questo ritarduccio, oppure te ne sei già dimenticato. Parli di scena, della cultura e dei soldi che hai fatto con i tuoi CD. Da conti fatti te ne fotte un cazzo, mai visto un party di Pop TV. Paghi le tasse, dove risiedi, tu lo sai bene che risiedi a Kingston. Sono qui per fare crescere mia figlia, mica perché c'ho problemi col fisco. Ma tu cosa vuoi sapere della vita mia? Che passo il tempo in strada qua ad amici di Maria. La mia crew, Voodoo Gang, la tua non ha neanche un nome, perché nessun rapper vuole stare in crew con un coglione. Parli male delle donne, pure so che un po' lo sei, per questo hai voluto scrivere i testi anche a Baby K. Parlavi male dei gay, ma so che ti piace il perro. E props BBK perché vuoi un appuntamento con Ferro. Io ho mai fatto le mie promo usando il tuo cazzo di nome, mentre tu usi il mio nome per vendere su iTunes. Tu c'hai i soldi, la villa, ma non una famiglia. E sei un infame senza palle che tira in mezzo a una bimba. Fai l'esperto di pop, parli di cultura, dopo che ho risposto al dis minacci denuncia in questura. Tu c'hai i soldi, la villa, ma non una famiglia. Sei un infame senza palle che tira in mezzo a una bimba. Fai l'esperto di pop, parli di cultura, dopo che ho risposto al dis minacci denuncia in questura. Ricordi Mr. Cartoon, Gianmaria giorno per giorno, sul web c'ero solo io, mentre ti fingevi morto. Tiri in mezzo Schumacher, ai tempi Alex Baroni. Sei solo un egocentrico che in cerca di attenzione, ma hai tirato in mezzo ai morti solo per far qualche view. Quelle Fabri Fibra style, robe che fai solo tu. Ora hai chiesto scusa a Febo, così non vai in giro a dire che cosa vai a fare una volta all'anno solo in Brasile. Ricorda, qui non vince chi fa un dis da 11 minuti, ma chi in meno tempo espone il vero dentro i contenuti. Non sei mai stato sincero, ti hanno abbandonato tutti, perché sei un uomo di merda, perché li hai traditi tutti. Basta, ai tempi ti ha mollato, Massi ti ha mollato, Nesli ti ha mollato, i tuoi amici ti ha mollato. Ti ha abbandonato Nice e non ti chiedi perché mai. Non avrai più sti problemi ora che amici non ne hai. La tua carriera è basata sui morti e su chi sta male, pure adesso ti stupisci se il dissing è personale. Che c'è un flow di merda e rime che valgono 1000 lire, risaputo. Per questo che ti ho tolto anche il saluto. Ti ha mollato Fabio di Saronno e quello di Verona, perché tutti quanti sanno che sei la merda in persona. Poi alla fine cosa fai? Minacci che mi denunci solo perché finalmente ho detto la verità a tutti.
Rittarducci, il motivo per il quale io e te abbiamo litigato non è di certo l'intervista di Rolling Stone, bensì quella di The Flow. Hai propsato i Dogo, Two Fingers, Marrakesh e fino a qui nulla di strano se non fosse che tutti questi artisti, amici miei da sempre, li hai ricoperti di critiche e insulti fin dal giorno che ci siamo incontrati. Parlavi allo stesso modo dei One Mic, Antics e via dicendo. Tu sei un fake, un falso e soprattutto un bugiardo, una persona alla quale non si può dare fiducia. Sei uno di quelli che finge di essere un amico per poi pugnalarti alle spalle alla prima occasione. Ricorda che io a te non ho mai chiesto nulla, mentre non si può dire la stessa cosa di te, merda. Io di te non ho paura, sei un coniglio, un sucker. Per rispondere dal cielo non bisogna essere un hacker. Nessuno qui si è stupito se hai nominato Schumacher, visto che solo un infame di queste cose è capace. Il tuo flow è un appunto, le tue rime una graziella. Sembri Birba, caga sotto e Paolo sembra Gargamella. I miei locks 1,20 m, di tattoo 90 se ho scritto no love 2 anni prima che lo facesse Lil Wayne. Guarda la cronologia e smetti di parlare di me, finto Marshall Mother, sei la brutta copia di Eminem. Cambia il nome al nuovo disco, vuoi un consiglio da uno vero? Chiamalo come ti chiama la scena, coerenza zero, 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 zero.